Settima corsa dall'Arcoveggio, una reclamare per cavalli di 4 anni, 1660 metri da percorrere, sono in 11 dietro le ali della macchina. All'1 Fortnite, 2 Farida Rab, 3 Frida Pax, 4 Freeloader Cis, 5 Fernandel Mic, 6 Fragoroso Gall, 7 Fosfoni, 8 Freud dei Greppi, 9 Furio MTT, 10 Frankie Matley, 11 Friulano Jet. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si ritrae Fragoroso Gall, di galoppo Fortnite, partiti con veloce Fernandel Mic che va al comando nei confronti di Farida Rab, al largo Frida Pax che cerca una posizione, poi Freud dei Greppi, all'esterno anche Freeloader Cis, in corda parte bene Fosfonio che è terzo di dentro, Fernandel Mic che guida nei confronti di Farida Rab, prova a puntare in avanti ora Freud dei Greppi. In corda c'è Fosfonio, poi Frida Pax che trova posto, mentre è partito piano e non è sicurissimo nella cadenza Freeloader Cis che prova ora a risalire. Completamento del primo quarto di gara passato in 31 dal battistrada Fernandel Mic che si è imposto al comando e mantiene buon ritmo. Farida Rab in seconda posizione, di fuori Freud dei Greppi, in corda Fosfonio avanti a Frida Pax, seconda pariglia per Freeloader Cis, 600 metri iniziali passati in 45,9. Si viene al passaggio davanti alle tribune con il battistrada che continua sicuro in avanti, mentre numero ha sbagliato 4, Freeloader Cis, va a fare la seconda pariglia Fosfonio in scia Freud dei Greppi. Giro iniziale passato in 1,1. Fernandelli in vantaggio, di fuori Freud, in corda sempre Farida Rab, poi Frida Pax, seconda pariglia per Fosfonio che precede Furio MTT, completamento del primo chilometro passato in 1,16,9 da Fernandel Mic che è in vantaggio. Freud dei Greppi insiste sul passo al suo esterno e lo sopravanza a 500 dal palo, si porta in scia Fosfonio, poi Furio MTT a 400 dal palo, la retta di là passata in 14,8, Freud dei Greppi è in vantaggio, Fosfonio sul passo al suo esterno, in calo Fernandel Mic, dalle retrovie per il momento stentano, cerca di liberarsi dalla corda Farida Rab, quando siamo ormai all'ingresso della dirittura d'arrivo e Freud dei Greppi la fronte in vantaggio nei confronti di Fosfonio che ci prova, poi Farida Rab, Freud dei Greppi in vantaggio, Fosfonio che insiste e passa, Farida Rab che arriva forte, Fosfonio in vantaggio, ci prova Farida, Fosfonio ha rubato il tempo all'avversaria, vince nei confronti di Farida Rab che è seconda, al terzo ancora Freud dei Greppi, 36 ad arrivare, 1,16,1 il ragguaglio cronometrico. Marco Volpato a segno con Fosfonio, il team Fiore al training, i colori di Vincenzo Lauricella, vince il figlio di Tactical Landing in percorso dalla pariglia, perfetto a spostare dalla corda dopo un giro. Marco Volpato prende la scia di Freud dei Greppi, nel finale viene a largheggiare, finisce bene Farida Rab che prende il secondo ad alta quota, il terzo Freud dei Greppi 7,28, in numeri il probabile arrivo della settima.